Ore 10 del mattino, lancio con il paracadute dal viadotto dell'A27 a Vittorio Veneto, 2 le vele che si aprono in successione e accompagnano lentamente a terra i soggetti che, superate le barriere laterali dell'autostrada, si sono qualche istante prima lanciati nel vuoto da un'altezza di una sessantina di metri. La scena non solo viene filmata da un residente, ma anche immediatamente segnalata alle forze dell'ordine. Al comando di polizia locale è giunta questa segnalazione di questi lanci di paracadute nella zona del Fadalto, quindi dal cavalcavia dell'autostrada Vittorio Nord, e i nostri vigili sono intervenuti immediatamente identificando queste persone che sono 3 adulti di età compresa tra i 40 e i 50 anni, 2 di origine francese e un veneziano. A lanciarsi sono stati i 2 cittadini francesi. Il veneziano sarebbe stato invece l'organizzatore dell'iniziativa. I vigili, impegnati in un servizio di controllo del transito di moto sul Fadalto, sono arrivati dopo qualche minuto sul posto, mentre gli autori del pericoloso volo stavano ancora ripiegando le vele. I 3 sono stati tutti identificati e condotti in comando. I 2 francesi sono stati denunciati a piede libero per attentato alla sicurezza stradale, mentre sarà la Polizia di Stato, con competenza su quel tratto autostradale, a contestare loro una serie di infrazioni amministrative. Inutile dire che il lancio non era stato in nessun modo autorizzato. Mi sembra alquanto grave l'azione messa in atto, nel senso che oltre ad mettere a repentaglio la propria vita, queste azioni, questi lanci dai cavalcavia mi sembra possono anche provocare danni e disservizi a quelle che sono le utenze dell'autostrada.